Bentornati Stadio Vanni Sanna di Sassari, dove la Torres ha già fatto il suo ingresso in campo e ora sta entrando anche la terna arbitrale. Si attende anche l'arrivo del Valle d'Oria. 0-0 dopo il primo tempo e qualche dubbio su un paio di decisioni del signor Satta di Ozieri, che naturalmente vedremo le immagini a supporto, ma ci sono sembrate due occasioni per la Torres con due calci di rigore, uno su Spinola trattenuto in aria, un altro proprio nel finire del primo tempo con Diouf che aveva anticipato il suo diretto avversario con un colpo di testa, poi in aria è andato giù. Come detto, rivedremo tutto nelle immagini che in serata posteremo sui nostri canali. Intanto sta facendo ora il suo ingresso in campo anche il Valle d'Oria. Primo tempo con una Torres che ha attaccato nei primi 20 minuti, ma c'è stata anche un'occasione con una conclusione di Wilson al 12°, palla a girare, terminata a fil di palo, comunque controllata da Torre Pinna. E qualche occasione per la formazione rossoblu che abbiamo detto oggi deve scardinare una difesa a 5 del Valle d'Oria, 4 centrocampisti e solo Scotto in avanti, supportato da Wilson poco dietro. Dunque sicuramente gara non facile. Intanto fischio inizio per questo secondo tempo di Torres Valle d'Oria. Vediamo quali saranno poi le soluzioni anche in corso gara che saranno scelte. Tanto Diouf che ha provato a lanciare Sarrizzo in avanti, ma bloccato il pallone da Kugusi. Ancora un lancio per il Valle d'Oria con Minutolo che anticipa difensore di testa, e poi Piga che può mandare in avanti sempre Diouf, però ha anticipato il giocatore rossoblu, poi Sarrizzo non controlla, va Spinola a cercare di rubare palla, riesce con quel Valle d'Oria ancora a manovrare con D'Amico, torna indietro a servire Kugusi, va a Spinola a rubare palla, può andare sulla sinistra a mettere in aria, vediamo cosa fa Spinola, viene fermato in primo momento, ancora in possesso della sfera però la Torre sempre con Spinola che lascia poi a Spanu, Mannoni che apre su Piga, deve mettere all'indietro Piga su Minutolo per Scioni, in aria per Sarrizzu, dal fondo Sarrizzu ottiene il primo angolo di questo secondo tempo. 3-3 compiuto dei corner. Torres che apre questa seconda frazione come ha aperto la gara, in avanti sul pallone Mannoni, va Mannoni, palla dentro, va a saltare però Greco a mettere fuori e poi Secchi che riesce in qualche modo, prova a servire l'avversario, ma c'è Piga, possesso della sfera, c'è anche un atteggiamento un po' spavaldo di D'Amico che ha commesso il fallo e si becca anche un giallo. Con Piga a terra è andato D'Amico che poi va a dargli la mano, si becca il cartellino giallo, però D'Amico è il secondo giallo dell'incontro, è stato proprio Piga a ricevere il primo giallo. Tanto calcio di punizione, proprio di fronte alla panchina della Torres c'è Mannoni pronto alla battuta. Tutto pronto, va a sistemarsi anche il direttore di gara, va Mannoni alla battuta, palla dentro, rimane lì, va a terra qualcuno, la palla rimane lì, c'è finalmente il calcio di rigore. Vediamo un po' cosa succede, forse l'arbitro ha detto di sì, poi di no, vediamo. È andato a terra un giocatore della Torres, non abbiamo capito bene, forse un fallo di mano, vanno a chiedere i lumi, intanto sarà rigore comunque perché sì, è stato messo il pallone a terra da Scioni, calcio di rigore per la Torres quando siamo al terzo minuto del corso della ripresa. C'è stata un po' di confusione su questa azione, ha atteso un po' il direttore di gara prima di far capire le sue intenzioni, sta ancora discutendo con i giocatori del Valle d'Oria, intanto va Scioni a sistemare su un dischetto, anche se il fango un po' impedisce di vedere dov'è la posizione esatta, va Scioni dal dischetto, 4 minuti nel corso della ripresa, tutto pronto, questo calcio di rigore
Fischia il direttore di gara, Fascioni. Palla dentro, c'è il gol della Torres. Sandro Scioni non sbaglia dal dischetto. Implacabile. Vantaggio della Torres, 1-0 dopo 4 minuti del secondo tempo. Blocca la gara, formazione rosso-blu con Sandro Scioni. Calcio di rigore. Abbiamo detto nel primo tempo c'erano state due situazioni molto dubbie in area. Aveva lasciato proseguire il direttore di gara. Qui abbiamo visto poco in realtà, ma rivedremo anche questa azione nelle immagini. Hanno protestato i giocatori del Valle d'Oria, ma ha indicato il dischetto il direttore di gara che era ben posizionato e sicuramente ha visto qualcosa. Intanto si riparte dall'1-0 della Torres al quarto. Scioni realizza dal dischetto e ora naturalmente bisogna continuare. Palla per Pinna, rinvio lunghissimo di Pinna, deve mettere all'indietro la difesa del Valle d'Oria, ma avanza la Torres con Sarrizzo che stava cercando l'inserimento di Scioni. Riesce a fermare tutto. Formazione ospite che ora ovviamente aprirà qualche varco in più. Intanto c'è un calcio d'angolo proprio per il Valle d'Oria. 4-3, computo dei corner. Abbiamo detto il Valle d'Oria che ora sarà costretto ad aprirsi un po' di più, ovviamente, sotto di un gol. Intanto seguiamo questo angolo per gli ospiti. Direttore di gara che controlla quello che succede in area, ancora non si gioca. Va ora la battuta corta, però il calcio d'angolo può allontanare Scioni. Va velocissimo Diouf a cercare di infastidire il giocatore del Valle d'Oria, che è riuscito però a liberarsi della sfera. La Torres però può distendersi e uscire dunque dalla situazione insidiosa. Mette poi in fallo laterale Sarrizzo sul tocco di Teosecchi, giocatore più giovane in campo, classe 2000, l'esterno degli ospiti. Tanto riparte il Valle d'Oria, un colpo di testa di Scotto però non trova compagni. Fallo laterale in favore della Torres, Torres che conduce 1-0 al quarto minuto, è passata in vantaggio la formazione rosso-blu. Calcio di rigore di Scioni. Palla all'indietro per Chessà, Minutolo. Chessà riceve ancora da Minutolo e poi decide per un lancio lungo. C'è il colpo di testa di Greco, ma poi Pitruzzello gli ruba palla però Scioni, e qua c'è il calcio di punizione per il fallo su Scioni. Si era impadronito del pallone, poi è stato messo giù. Mannoni sistema la sfera, distanza notevole per lui, posizione centralissima. Da Mannoni che si sistema la barriera. Abbiamo detto calcio di rigore preciso di Scioni che ha fatto Mariani, si è buttato a sinistra, pallone a destra, tutto pronto per questa battuta. Va Mannoni, palla direttamente in porta, però è facile per Mariani. Subito al rilancio in avanti c'è Wilson a servire Scotto, che però poi non riesce a riservire il compagno. Qua c'è il fallo di Diouf in mezzo al campo. Calcio di punizione in favore del Valle d'Oria. Ottavo minuto, corso della ripresa. Torres 1, Valle d'Oria 0. Quarto minuto, Scioni su rigore. Rigore che non abbiamo capito bene, è stato assegnato per un fallo di mano. Intanto palla all'indietro per Auzzas, che prova il lancio in avanti, ma c'è Piga ben appostato e può servire Mannoni. Si può distendere la Torres, palla per Spinola, Spina alzato qua la bandierina sull'inserimento di Spinola.
ci è sembrato anche qua un po' dubbio questa segnalazione, questa volta del secondo assistente, signor Anedda, della sezione di Cagliari. Vedremo anche questo nelle immagini. In ogni caso, calcio di punizione in favore del Valle d'Oria. Su questo tentativo della Torres, intanto prende posizione benissimo Spanu, che può servire Spinola, ancora per Spanu che lancia in avanti Piga, tiene in campo il pallone Piga, poi però lo perde sul contrasto di Palmisano, ancora Spinola però a contrastare avversario, riesce il Valle d'Oria con Scotto che però prende in controtempo Cugusi e dunque la rimessa in favore dei rossoblù. 10 minuti della ripresa, ricordo la Torres è passata in vantaggio al quarto, un calcio di rigore assegnato forse per un fallo di mano, non abbiamo visto bene, che sa, Minutolo. Mannoni attaccato da D'Amico, si rifugia in Tore Pinna che poi rilancia in avanti, c'è però Greco, colpire di testa, però serve Mannoni che può mettere in avanti per vie centrali per Scioni può aprire ora per Spinola, stavolta è buona la posizione di Spinola, subito il lancio in area, c'è l'uscita con i pugni di Mariani ad allontanare, e poi Secchi mette giù, Secchi attaccato da Scioni però si libera bene del pallone. Scotto ha provato a servire un compagno anche qui, però perde palla il Valle d'Oria, il lancio in avanti per Diouf, vediamo, sì, ci arriva su questo pallone, c'è calcio d'angolo per la Torres, pareggia il computo dei corner, 4-4. Va ancora Mannoni, siamo all'11° corso della ripresa, Torres 1, Valle d'Oria 0, bisogna mettere in cassaforte questo risultato. Mannoni dalla bandierina, in avanti anche Minutolo, lancio però è lungo, c'è ben appostato Piga che può concludere, la palla termina fuori, non riesce la deviazione tra l'altro sul palo lungo dove c'era Spinola, ha messo giù Piga, non ha trovato la porta, non di molto, sua conclusione termina a lato, era stato lasciato un po' solo Piga, che ha prima messo giù, poi ha cercato il palo lontano. Minutolo di testa a servire Scioni per Casu all'indietro per Tore Pinna. Bisogna anche fare uscire un po' il Valle d'Oria dalla sua trincea. Prova ora a lanciare in avanti Manfredi per Wilson, lo scarico su Petrizzello, ma è bravissimo Mannone a rubargli palla in anticipo. Minutolo all'indietro ancora per Pinna, va D'Amico a infastidire sull'azione di rinvio, colpo di testa di Sarrizio in avanti, ma era il lancio verso la difesa. Intanto attenzione, Palmisano conclude malissimo, palla che termina abbondantemente fuori su questo raso terra. Si riprenderà con il rinvio di Tore Pinna. Non ci sono in vista cambi, anche se si stanno scaldando due giocatori della panchina del Valle d'Oria. Va al rilancio Tore Pinna, saltare Diouf di schiena, però colpisce il giocatore del Valle d'Oria, la palla termina però tra i piedi di Mannoni che può aprire sulla sinistra per Spinola, c'è in sovrapposizione Spanu, lo serve benissimo Spinola, può andare al cross Spanu, c'è il calcio d'angolo per la Torres sul inserimento di Cugusi, corner dalla sinistra questa volta, va Mannoni, sistema la sfera, Mannoni, tutto pronto per questo angolo, va Mannoni, buono il lancio in aria ma attraversa tutta l'area piccola il pallone, va Piga a prendere possesso della sfera sulla bandierina, Piga, due giocatori su di lui, la palla termina tra i piedi di Essa, il colpo di testa di Minutolo allontana però Greco, ancora Mannoni però che serve in area Piga,
conclusione che termina non di molto alla destra del portiere, chiede un tocco Piga, nulla da fare, che qui ha avuto una buona occasione, centrocampista rosso-blu che ha controllato e ha cercato il palo lungo, ma Mariani a rinvio sempre un po' corto, c'è il colpo di testa di Piga, passa a Rizzu che riesce a rubar palla, mette dentro, ci arriva Diouf, incredibile la parata di Mariani, no, forse Diouf ha colpito i piedi di Mariani, ancora però si prosegue, palla dentro e c'è il colpo di testa di Spinola che però non riesce a indirizzare il pallone, occasionissima al 15° con Diouf che è andato a saltare di testa, ha schiacciato il pallone proprio sui piedi di Mariani in uscita, intanto ancora Spinola che è andato a rubar palla, ma il pallone deviato è arrivato tra i piedi di Mariani, tra le braccia di Mariani, che non sappiamo quanto sia stato bravo, quanto fortunato, comunque è riuscito a evitare il gol sul colpo di testa di Diouf, tanto Minutolo che in uscita ruba palla, si deve rifugiare in un lancio lunghissimo in fallo laterale, Greco. Occasione incredibile della Torres con Diouf che è arrivato a saltare ottimamente, ha schiacciato però il pallone proprio sui piedi di Mariani che è andato in uscita disperata a 1 metro dalla porta. Diouf che ricordiamo 2 domeniche fa ha fatto il suo esordio al gol con una doppietta, tanto va a terra Sarrizzo ma lascia proseguire il direttore di gara, qua Torres prova a rubar palla, non ci riesce, allora avanza al Valle d'Oria, bravissimo Spano in uscita ad anticipare tutti e può servire in avanti Piga, però subito Greco a respingere, non stanno a guardare molto i giocatori del Valle d'Oria, rilanci lunghi per evitare problemi, palla che termina tra i piedi di Pin, intanto ha provato Piga a servire subito in avanti per cogliere in contropiede la difesa avversaria, tanto va Sarrizzu ancora a cercare di rubare palla a Uzzas, riesce però il Valle d'Oria, ma c'è ancora un intervento di Spanu, poi il pallone termina in fallo laterale però in favore del Valle d'Oria. Sul pallone Cucuzi, bravissimo anche qui Spanu che prima anticipa il suo avversario e poi va giù. Bravo Spano, va Torre Pinna alla battuta di questo calcio di punizione. Quando siamo al 17°, la Torres è passata in vantaggio al 4° di questa ripresa su calcio di rigore realizzato da Scioni. Va Torre Pinna alla battuta, alla lunghissima, va a saltare Sarrizzo ma non trova il pallone, trova invece il pallone Diouf che arriva lì in aria, c'è l'uscita di Mariani. Diouf che è sempre fastidioso perché ha un'accelerazione improvvisa che crea sicuramente scompiglio in area avversaria, il rilancio di Mariani, bravo Chessa a prendere il tempo su questo colpo di testa, ancora Scioni a prolungare ma c'è Pitruzzello e il Valle d'Oria prova a manovrare. Wilson sulla sinistra, l'amico, c'è ancora però l'intervento in anticipo ottimo di Spanu e non riesce però Piga a arrivare sul pallone, ci arriva prima Cugusi. Ora il Valle d'Oria naturalmente si porta più in avanti, Pitruzzello, anzi Palmisano che ha provato a servire Wilson, qua c'è il fallo di Mannoni. Si discute, intanto già battuto questo calcio di punizione, c'è il fuorigioco segnalato per i giocatori del Valle d'Oria. Hanno provato a sorprendere con una battuta immediata, ma era il fuorigioco. D'Amico. 18 minuti, corso della ripresa. Torres deve assolutamente cercare di chiudere questa gara per evitare guai. Va Pinna a saltare Diouf, si
trattiene intanto Diouf con il difensore, infatti ha visto bene qui il direttore di gara, è stato trattenuto Diouf che non ha potuto saltare sull'intervento di Cugusi. Calcio di punizione da buona posizione per Mannoni, come sempre si incarica dei calci da fermo. Può mettere in area per i compagni Mannoni, calcio di punizione alla 3/4, spostato sulla destra. Va il giocatore rosblu, poco fuori l'area, soltanto Diouf. Va Mannoni, palla dentro sul secondo palo, ci arriva Piga in corsa, era lasciato solo anche in questa occasione, ma spara alto, un tuffo. Carlo Piga non è riuscito a trovare la porta. Piga che ha provato in questo secondo tempo in diverse occasioni, allarga le braccia, anche qui ha avuto una buona occasione il centrocampista rossoblu, tanto che sa in avanti Sarrizzu, pallone rimbalza, c'è ancora Diouf, ma però commette fallo, giocatore rossoblu. Calcio di punizione per il Valle d'Oria, battuto da Uzzas per Cugusi, D'Amico però il pallone ha terminato già fuori. Sarà rimessa laterale in favore della Torres con Casu. Quando sono trascorsi 20 minuti nel corso della ripresa, ricordo il risultato: Torres 1, Valle d'Oria 0. Al quarto minuto ha realizzato Scioni, calcio di rigore, tanto un colpo di testa di Pietruzzello che però serve involontariamente i rossoblu. Diouf va giù, la rimessa laterale in favore del Valle d'Oria, dice il secondo assistente, subito battuta, palla messa giù per i giocatori ospiti che provano a manovrare con questo lancio ora sulla destra per Cugusi. C'è però caso sulla traiettoria del lancio di Cugusi, subito palla in avanti a cercare Diouf, anche qua è stato spinto il giocatore rossoblu che non riesce a controllare il pallone. In questo caso però non è andato a terra, non ha visto niente il direttore di gara. Intanto perde palla anche il Valle d'Oria in uscita, può manovrare ancora la Torres. Mannoni per Spinola che vince un contrasto, è stato colpito però Spinola, infatti si mette a terra. Il giocatore rossoblu era in ritardo, Cugusi ha lasciato proseguire in un primo momento il direttore di gara, ma non è riuscito però Spinola. Intanto c'è un cambio per il Valle d'Oria, primo dell'incontro. Falso ingresso in campo Fantasia, Giacomo Fantasia, classe 2000, esce Cugusi quando siamo al 22esimo del secondo tempo. Fantasia per Cugusi, esterno rapido, giocatore che è stato nella Torres in una stagione, giocatore molto tecnico, molto rapido. Naturalmente il Valle d'Oria deve cercare di rimediare al gol di svantaggio, tanto seguiamo questo calcio di punizione con Mannoni dalla destra, palla rasoterra e c'è l'anticipo di Palmisano per il corner per i rossoblu, il sesto. Va Mannoni alla battuta, Torres è sempre in zona d'attacco, danno indicazioni intanto dalla panchina del Valle d'Oria sulla sistemazione dei giocatori dopo l'ingresso in campo di Fantasia. Intanto la battuta di Mannoni sul primo palo, ha provato Spinola, c'è ancora corner però sull'anticipo di Greco. Ancora dalla sinistra Mannoni, spintonano un po' i giocatori in mezzo all'area, sistema il pallone Mannoni. Palla dentro, c'è giocatore del Valle d'Oria da allontanare, arriva prima sulla sfera però Diouf mette all'indietro. Valle d'Oria che era tutta rintanata nella propria area, anticipo di Spanu per Torepinna che chiede ai suoi di stare alti, lancio lungo a cercare Sarrizzu di petto, può servire Scioni. Sarrizzu si guarda intorno e poi serve sulla sinistra per Spanu
Spanu, ancora per Scioni, subito aggredito, palla ancora all'indietro per Pinna, lancio in avanti, va Spinola a saltare, serve Sarrizzu che si sistema il pallone, si ferma, poi va, punta un avversario, entra in area, Sarrizzu va sul fondo, palla dentro, c'è nessuno però, alla deviazione ancora Torres però con Piga che può tentare la conclusione, ma c'è Mariani, stavolta trova lo specchio ma raso terra un po' allentato anche dal campo pesante per la pioggia. Mariani può far suo il pallone quando siamo al 24esimo. Casu intanto in anticipo su Scotto, in avanti trova in mezzo al campo Wilson che ha cambiato un po' la sua posizione, adesso un po' più arretrato, mentre Fantasia si è spostato sulla fascia destra. Intanto ruba palla la Torres con Sarrizzu che può partire, Sarrizzu va giù, c'è anche l'ammonizione per il giocatore della Valle d'Oria, vediamo di chi si tratta, probabilmente Cugusi se non abbiamo visto male, no, Manfredi è il secondo ammonito del Valle d'Oria dopo D'Amico. Terzo giallo era andato a Piga nel primo tempo, intanto calcio di punizione al 25esimo con Mannoni sulla tre quarti che può mettere in aria Saikono, ovviamente giocatori rossoblù. Piga che è l'ultimo della fila, vediamo la soluzione di Mannoni per questo calcio di punizione. Siamo al 25esimo, qua la battuta Mannoni, palla dentro, c'è il colpo di testa, non ci arriva però, c'è il fuorigioco segnalato, fuorigioco forse di Scioni che era andato a colpire di testa, la palla si stava perdendo sul fondo, non è arrivato per la deviazione il giocatore rossoblù ma aveva già alzato la bandierina il signor Anedda. Calcio di punizione già battuto, Torres che ancora si possessa del pallone con Scioni. Palla per Diouf di testa, Sarrizzu dal limite, Sarrizzu vince un contrasto, conclusione! C'è il gol però, c'è la segnalazione di offside. C'è il gol di Sarrizzu, è stato annullato. Fuori gioco, probabilmente si trovava sulla traiettoria o forse ha toccato Spinola. Questa conclusione che era andata in rete, nulla da fare. 26esimo. Sarrizzu aveva trovato la porta ma si era alzata la bandierina. Torres che deve ancora faticare, tanto Fantasia non controlla, c'è Minutolo che va giù e c'è il fallo. È stato servito in avanti Fantasia ma ha sbagliato il controllo, poi in anticipo Minutolo è stato messo giù. Calcio di punizione in favore della Torres quando siamo al 27esimo. Abbiamo detto più volte, partita difficile, ostica per le squadre che si difendono. La Valle d'Oria continua comunque a difendersi, anche se ora con 4 uomini in difesa e 5 in mezzo al campo, con il solo Scotto sempre in avanti. Intanto Torres che ancora ruba palla, Piga apre sulla sinistra per Spinola, Spinola di fronte a un avversario, serve Sarrizzu che cerca la triangolazione, ma la palla viene messa in fallo laterale ai giocatori del Valle d'Oria. Rimessa con Spanu, va Sarrizzu, in area Sarrizzu, si deve girare però, Sarrizzu serve ancora a Spanu, cross di Spanu, c'è la testa di Diouf e poi il gol di Lionel Spinola, 2-0, colpo di testa di Diouf in mezzo all'area, Spinola non ci ha pensato due volte, ha trovato il gol con palla sotto la traversa, prima intenzione. Lionel firma il 2-0 quando siamo al 28esimo del secondo tempo. 2-0 Torres. Torres stava attaccando in questo secondo tempo, l'ha fatto per tutta la partita, ma faticava a trovare varchi. Applausi naturalmente dalla tribuna per Spinola che ha avuto la palla buona in mezzo all'area e non si è fatto sfuggire l'occasione. 2-0 Torres. Ora si può giocare con più tranquillità ma senza naturalmente fermarsi, perché
che Valedoria si aprirà, ci saranno più varchi a disposizione per i rossoblu. Intanto il lancio di Mannoni che trova il petto di Sarrizzu, subito il lancio sulla sinistra per Spinola, su un infortunio tra l'altro un giocatore Valedoria che tanto si sta fermando. Va Spinola sulla sinistra per Piga però fermato in fuorigioco. Tanto però si è fatto male il giocatore del Valedoria su questo tentativo di fermare Spinola. Ci sarà un cambio, è fermo il giocatore del Valedoria. Tanto un lancio di Wilson, c'è dall'altra parte D'Amico che mette giù, di fronte Casu gli mette il pallone in corner. Vediamo se ci sarà ora il cambio con il giocatore del Valedoria che si era fermato proprio su tentativo di contrasto su Spinola, e Auzzas ad essersi fermato. Abbiamo detto c'erano stati dei problemi sicuramente fisici, era in dubbio fino all'ultimo Auzzas. Adesso lascia il campo quando siamo alla mezz'ora corso del secondo tempo. Al suo posto con il numero 16 un altro ex, Giovanni Patta, giocatore che ha iniziato nella Torres in questa stagione, anche se è arrivato più avanti corso anno. Patta dunque al posto di Auzzas. Tanto seguiamo il corner per il Valedoria. Ora si batte il calcio d'angolo, palla in aria, attenzione, deve uscire con i pugni Torre Pinna per allontanare, poi la Torres può distendersi con Diouf che arpiona il pallone, parte sulla destra, Diouf è velocissimo, Diouf va giù, c'è sicuramente il giallo infatti su Secchi tra l'altro che nella gara di andata l'aveva messo giù in area di rigore proprio su una ripartenza velocissima del giocatore rossoblu, l'aveva costretto proprio al calcio di rigore. Secchi ammonito nell'occasione, questo fallo su Diouf che se ne stava andando. Intanto c'è un altro cambio per il Valedoria, si sta preparando a entrare Spezzigu. Vediamo al posto di chi quando siamo al 31esimo corso della ripresa. Probabilmente esce anche Greco, altro giocatore che abbiamo detto non stava in grande forma, invece no, cambia idea, la panchina, esce Scotto. Dunque Spezzigu, classe 99 per Scotto. Quando siamo al 32esimo. Nel corso del secondo tempo resta in campo dunque Greco. Intanto calcio di punizione in favore della Torres. Nessuno che si scalda nella panchina rossoblu. Va Mannoni alla battuta, palla dentro, riesce però Pitruzzello ad allontanare. Arriva Chessa ad anticipare il giocatore, poi viene messo giù. Il giocatore D'Amico che non ha visto arrivare dalle retrovie Chessa, gli aveva rubato il pallone. Poi intanto c'è il cambio anche per la Torres, si prepara a entrare Michele Chelo, esce Spinola al 32esimo del secondo tempo. Chelo per la Torres ed esce l'autore del 2-0 Lionel Spinola. Forze fresche, abbiamo detto, campo sicuramente pesante, vuole anche forse risparmiare un po' di energie la Torres. Uscita di Spinola dentro Michele Chelo. Tanto calcio di punizione, Mannoni dentro, la palla rimane lì, però c'è un fallo, dice il direttore di gara. Calcio di punizione sarà per il Valedoria. Chelo sicuramente ora con le forze fresche. Tanto si sistema il centro dell'attacco con Diouf a sinistra e Sarrizzo a destra. Va ora Diouf proprio sulla sinistra, palla proprio per Chelo in area. Chelo non riesce a concludere. Torres che però prova ancora a rubare palla. Anscioni che insegue Fantasia. Fantasia apre sulla sinistra, però è bravissimo ancora Spano a rubare palla a Wilson.
c'è trattenuto Piga, però la palla ancora per la Torres con Scioni che mette all'indietro per Minutolo. Wilson oggi ha davvero avuto poco spazio con Spanu, tanto tiene una rimessa laterale la Torres con Sarrizzo che torna alla sua consueta posizione di esterno alto a destra con l'ingresso di Chelo posizionato al centro dell'attacco e Diouf a sinistra. Scioni ancora all'indietro per Minutolo, 34 minuti, 2-0 Torres al quarto Scioni, al 28esimo del secondo tempo Spinola. Va Spanu a mettere in avanti, a cercare Chelo, arriva Piga ancora a servire Chelo, ma era però in controtempo il giocatore rossoblu e poi allontana Patta per evitare rischi. Fallo laterale in favore della Torres. 35 minuti. Va Spanu, servire Mannoni. Torres che sembra averne di più, uscire con i pugni qua su questo cross in area di Mannoni. Tanto partire da Amico sulla sinistra, si distende il Valle d'Oria con Spezzico e Wilson che però si fermano. Va ancora da Amico, controllato da Casu, si posiziona sull'esterno di sinistra, vince un contrasto, mette in aria, palla che è messa forse, no, non c'è l'angolo perché c'è l'ultimo tocco proprio di Spezzico. E dunque rinvio da parte di Torre Pinna, 35 minuti, ancora lunga la gara, va Pinna, lancio lunghissimo, va a saltare Chelo che riesce a colpire di testa, poi Diouf che prolunga la traiettoria per Sarrizzu, palla all'indietro per Mariani che svirgola, c'è Chelo ma Patta riesce ad anticipare e prendere posizione, ancora Chelo però che va a combattere sul pallone, arriva Diouf in soccorso, gli ruba palla, va Diouf sulla sinistra, cross in area, anticipato Sarrizzu da Secchi, calcio d'angolo per la Torres, l'ottavo. Abbiamo detto Torres che sembra averne di più anche rispetto al primo tempo, sta correndo. Ora la formazione rossoblu che è stato in forma fisica importante e ora anche psicofisica perché con 2 gol di vantaggio si gioca sicuramente meglio. Mannoni, palla dentro, c'è il colpo di testa, la palla rimane lì e salva sulla linea il giocatore del Valle d'Oria sul tentativo di Chessa. Quasi gol per la Torres, ha salvato sulla linea probabilmente Secchi sul tentativo di Chessa quando siamo al 37esimo. Palla era diretta in porta, ma Mannoni intanto può servire all'indietro proprio Chessa che era salito per questo calcio d'angolo, ora riprende la sua posizione. Minutolo, ancora Chessa, colpito con un fallo Chessa, c'è il giallo per Wilson, si era già liberato del pallone Chessa, giallo per Wilson, è entrato duro. Basta a terra Chessa, va intanto a chiedere scusa a Wilson, probabilmente è arrivato proprio nel ritardo questo pallone. Si rialza Chessa, intanto è arrivato anche il cartellino proprio per Wilson che va anche a spiegare a Minutolo. Calcio di punizione poco oltre la linea di metà campo, la Torres conduce 2-0 in questa 24esima giornata del campionato di eccellenza, al quarto Scioni, al 28esimo Spinola, entrambi nel secondo tempo il gol dei rossoblu dopo lo 0-0 della prima frazione. Tanto Mannoni, Piga per Scioni che si guarda intorno, poi deve servire ancora Piga, palla all'indietro per Pinna, prova a distendersi il Valle d'Oria, in questo modo naturalmente si presta un po', presta il fianco all'attacco rossoblu, lascia scorrere Casu il pallone in fallo laterale. 39 minuti, corso della ripresa, va Casu,
servire Sarrizzo, che si deve girare, Sarrizzo a servire Chelo, va Chelo a cercare di contrastare Manfredi un po' in difficoltà e poi subisce fallo Manfredi però sull'attacco di Chelo da dietro. Calcio di punizione a favore del Valle d'Oria, che sembra un po' aver tirato rime in barca, se naturalmente stare massima attenzione fino all'ultimo secondo. Abbiamo detto campo pesante, in questo campo però la Torres ci sembra assolutamente a suo agio. Mannoni per Chelo in mezzo all'area, va giù, non riesce a colpire bene Mannoni, contrastato dall'avversario. C'era stato questo tentativo di Mannoni in avanti per vie centrali, tanto parte il Valle d'Oria D'Amico sulla sinistra, Wilson subito però viene fermato Wilson, Vascioni ancora a lanciare Diouf sulla sinistra, c'è in anticipo Patta che mette in fallo laterale. Si è visto arrivare in gran carriera Diouf, ha deciso di mettere subito il pallone in fallo laterale, si tocca la gamba a Patta, gamba fasciata. Rimessa già effettuata con Piga per Diouf, può servire Spanu, arriva Fantasia e pallone in corner per la Torres quando siamo al 40esimo, è il 9º angolo battuto dai rossoblù contro i 5 del Valle d'Oria. Ci sarà un altro cambio per la formazione ospite, intanto va Mannoni con tutta calma alla bandierina di sinistra, va Mannoni, palla dentro insidiosa, c'è il colpo di testa però ad allontanare della difesa doriana, poi però ruba bene palla Casu sulla destra che può alimentare ancora l'azione rossoblù, va Casu, pallone però si perde sul fondo, ha cercato l'azione personale in questa occasione Casu. Tanto si prepara il cambio per il Valle d'Oria con un altro giovane, sono tutti under, i giocatori della panchina del Valle d'Oria sono entrati un 2000, un 98 e un 99, si prepara a entrare un altro giovane, il 2000, Fabrizio Pinna. Intanto ha rubato palla a Chelo, dice in maniera irregolare il direttore di gara, ora ci sarà il cambio. Pinna, Fabrizio, abbiamo detto classe 2000, posto di D'Amico nel Valle d'Oria, quarto cambio. Sono 3 2000 in campo nella formazione ospite. Calcio di punizione intanto, quando siamo al 42esimo ci avviamo alle fasi conclusive della gara con la Torres in vantaggio 2-0. Scalda anche Bianco nella panchina rossoblù. Intanto l'anticipo di testa di Minutolo in avanti a servire Chelo, controlla e poi lascia Scioni per l'inserimento di Sarrizzu, è buona la posizione di Sarrizzu, va Sarrizzu in area, Sarrizzu, c'è il gol della Torres, Stefano Sarrizzu, 3-0. Bellissimo il lancio in avanti, ottima posizione per Sarrizzu che ha infilato Mariani, miglior marcatore dei rossoblù Stefano Sarrizzu in questa stagione, 9 gol se non andiamo errati. Qui proprio solo davanti a Mariani si è fatto sfuggire l'occasione, mette al sicuro il risultato la Torres con terza marcatura, ma lo era già sicuro con il gol di Spinola. Intanto si preparano altri cambi, pronto a entrare nel Valle d'Oria Alessandro Mariani e nella Torres Francesco Bianco. Saranno pochi minuti importanti anche per lui. Vediamo, cambio in contemporanea, abbiamo detto al 43esimo del secondo tempo. C'è anche Virdis pronto ad entrare, sì. Dunque, doppio cambio nella Torres. Intanto Bianco per Piga, che lascia il campo
stremato. E poi è entrato anche il numero 14 nel Valedori, Alessandro Mariani, per Greco. E nella Torres esce Buba Diouf, plauditissimo anche lui, ha fatto benissimo per l'esterno sia a destra che a sinistra, ha avuto anche la sua occasione per segnare. E al suo posto c'è il 2000 l'altro 2000 della Torres, il bianco, anche lui 2000, Alessio Virdis, giocatore che è un pilastro della formazione juniores, ma spesso utilizzato, spessissimo convocato da mister Tortora, un giovane talento del vivaio nato quest'anno nella Torres, che ha dovuto cominciare tutto da zero, ma ha avuto a disposizione davvero tutti i più talentuosi giovani del territorio. Infatti la formazione juniores, prima in classifica del suo torneo, che ieri è andato a segno Alessio Virdis. Partita è finita, ora si giocherà il recupero perché siamo al 90°. Rilancio di Torrepinna in avanti, mette a terra bene che lo deve scaricare su Mannoni per Sarrizzu, va Sarrizzu. La partita ovviamente è chiusa, ora si giocano davvero questi minuti finali. Parte palla Sarrizzu che non trova Scioni, palla all'indietro, mezzo pasticcio del Valledoria che deve un po' salvare la situazione. Intanto sono 3 minuti di recupero, bianco per Chelo, va giù Chelo, si gioca ancora, riesce a mettere dietro Chelo per Scioni, si rialza Mariani che bravo, era andato a terra, si è rialzato per parare questa conclusione di Scioni. Intanto se n'è andato il primo dei 3 minuti di recupero. Anche qui c'era stato un intervento un po' dubbio in area, ma ha lasciato proseguire il direttore di gara. Poi conclusione di Scioni, il risultato è ovviamente acquisito per la formazione rossoblù, che doveva vincere e lo sta facendo per dare continuità ai risultati, per blindare la sua posizione nei playoff. Poi naturalmente vedremo quali sono i risultati che arrivano dagli altri campi, ma era importante portare a casa i 3 punti. Abbiamo detto partita che non è stata facile, nonostante poi la posizione in classifica del Valledoria, partita non facile perché la formazione ospite per tutto il primo tempo si è difesa con 5 uomini dietro, 4 in mezzo al campo e solo attaccante, difficile trovare i varchi. Poi dopo aver subito il gol naturalmente si è aperta un po' di più e la Torres ha rischiato anche di dilagare. Intanto ha provato fantasia sulla destra, si è portato il pallone sul fondo, ancora un lancio di Pinna che però non trova compagni. Si giocherà forse ancora un minuto. Va Patta per la rimessa laterale, tutto pronto per il triplice fischio. Anticipo di Chessa, buttare pallone in avanti, di testa riesce a servire il portiere Secchi. Anche le squadre in campo attendono solo il triplice fischio. Si gioca ancora però. Wilson, c'è l'anticipo ottimo di Chessa ad impedire il passaggio di Wilson per fantasia. Mannoni tranquillamente all'indietro per Minutolo, ancora per Pinna, si sistema la sfera e poi serve Chessa. Attaccato Chessa in avanti per Virdis che prolunga bene per Chelo, bravo Chelo a servire Bianco, può andare Bianco a mettere in avanti per Sarrizzu, è buona la posizione di Sarrizzu davanti a Chelo che realizza il 4º gol. Con il Valledoria totalmente sbilanciato, generoso di Stefano Sarrizzu che ha rinunciato alla conclusione, ha messo all'indietro per Michele Chelo che al 93esimo realizza e finisce qui 4-0 Torres. Ed è stato un weekend di tanti gol di tutte le formazioni
di scuola calcio e settore giovanile, con davvero tutte le squadre vincenti, tra giovanissimi provinciali, allievi e juniores regionali, a suon di gol. Weekend sicuramente positivo per i colori rossoblu. E arriva questa vittoria che solo sulla carta era abbordabile per la posizione in classifica del Valle che sta cercando di salvare la sua permanenza in eccellenza, ma nulla è facile, nulla è scontato nel calcio. Dopo un primo tempo fermo sullo 0-0, i rossoblu nel secondo tempo dilagano i gol. Il quarto minuto Scioni apre le marcature su calcio di rigore, al 28esimo raddoppia Spinola, al 43esimo Sarrizzu e dall'ultimo secondo del terzo minuto di recupero in gol anche Michele Chelo, e naturalmente la formazione del rossoblu può andare a prendersi gli applausi della curva che ha sostenuto i beniamini in questa gara, ed è importantissimo davvero ottenere il successo. Naturalmente nel dopo partita sentiremo le voci dalla sala stampa e le voci dei rossoblu e sapremo anche quali sono i risultati che arrivano dagli altri campi. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito fin qui. A Giulia Badanzelli, l'appuntamento è per la prossima, intanto però seguiamo anche un secondo di coro, il coro di fine partita, il Caraiolo di Rusello, che ormai è diventato un po' un inno anche di questa squadra, cantato anche sull'autobus rientro dalle trasferte, coro che unisce anche negli applausi squadra e curva. Chiudiamo così con questa bella immagine, questa gara valida per la 24esima giornata, anzi un'altra immagine molto bella, la vediamo adesso. Teo Karasavidis accompagnato dai dirigenti e dal presidente della Torres Salvatore Secchi. Karasavidis che va verso quella che è stata la sua curva, protagonista di un'annata speciale per la Torres, che va intanto a salutare i giocatori rossoblu. Oggi è stato spettatore davvero speciale di questa gara Karasavidis, che vuole andare a incontrare anche alcuni che sono stati sicuramente anche i suoi tifosi, perché tanti della formazione della curva rossoblu sono ancora lì, e ci va con Ettore Pinna. Karasavidis ha abbracciato lui. Bellissima anche questa immagine, Karasavidis che va a baciare, a mandare baci, a ringraziare i tifosi della Torres, lui che è stato un idolo, e si prende anche il coro a lui dedicato. Altra bellissima immagine. Il coro per Karasavidis, la fine ideale di questa partita che la Torres doveva vincere e ha vinto. Applausi e un ricordo sicuramente positivo da parte dell'ex attaccante rossoblu, che si becca tutti i cori che erano a lui destinati. Sicuramente una bella immagine. Intanto i giocatori rossoblu che vengono a prendersi anche gli applausi della tribuna, dei sostenitori della tribuna coperta. Bene così, ci dice il nostro Francesco Sini, che ci segue costantemente via Spreaker. Salutiamo lui, salutiamo tutti voi che ci seguite via radio e naturalmente ci sentiamo tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. Grazie ancora, forza Torres, a più tardi.